male? Prova Pharmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Pharmamed. Fini, normali, folti. Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino. Dal 1976 abbiamo un solo obiettivo: arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, Supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte. Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 800 63 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale, con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetaliche.com. Buonasera, siamo al Palasport di Cerese per l'eterna sfida tra Gabbiano e Bolgara che hanno caratterizzato il campionato del girone C di quest'anno. Sfida conclusiva che assegnerà un posto tra le migliori 6 dei gironi nord della Serie B, che si disputeranno i 3 posti disponibili per la 3, a meno di eventuali poi ripescaggi come dovrebbe essere, perché visto già numerose rinunce in A2 e in A3. Comunque dicevo, buonasera qui dal Palasport di Cerese. Ricordiamo che la gara d'andata si è giocata sabato scorso in quel di Trento, dove il KS Rennes Cercasi Trento si è imposto col punteggio di 3-1 con i parziali di 23-25, 25-19, 25-19, 25-20. Gara caratterizzata da numerosi blackout della squadra mantovana, tra tutti il 5-1 del primo set, l'8-3, l'8-0 del secondo e del terzo set, che hanno messo in difficoltà le capacità di reagire al sestetto lombardo. Ricordiamo anche che gli sono stati già altri 2 incontri nel girone di C2, questo sottogirone appunto del girone C del campionato di Serie B maschile. L'andata si era giocata qui a Cerese, aveva vinto il Gabbiano Mantova a imporsi per 3-0 con i punteggi 25-19, 25-22 e 25-23. Il ritorno in casa del Trento il 10 di aprile, 3-1 per il Gabbiano, punteggi di 25-18, 25-19, 23-25 e 25-23. Sempre molto combattute nonostante i parziali netti, diciamo, nella regione d'andata, meno appunto combattute, se vogliamo, la battuta d'arresto del
la partita di andata, che obbliga oggi il Gabbiano a dover vincere 3-0, 3-1 per poter andare a disputare il Golden Set, che assegnerà appunto l'eventuale passaggio del turno. Nel caso di 2 set conquistati dal Bolgara, il discorso qualificazione sarà concluso. Logicamente per onor di firma bisognerà concludere la partita e assegnare la vittoria, ma diciamo che 2 set saranno sufficienti alla squadra trentina per passare il turno. Vediamo il roster della squadra trentina, che ha qualche defezione, tant'è che nell'incontro di andata si era infortunato Alessandro Paoli, una colonna di questa squadra e del pallavolo trentino in genere, e dopo lo presenteremo meglio, ma comunque un giocatore che vanta qualcosina come 8 campionati di A2, 1 di A1 e 1 di A3, perciò una decennale presenza nella categoria di Serie A. Assente anche Clemens Folì, per molti conosciuto forse più come il fratello di Rafa Folì, che è titolare di Conegliano in A1, vincitrice di tutte le competizioni quest'anno in campo femminile e anche della nazionale. Anche lui si è procurato una distorsione ancora nel turno precedente e non sarà a disposizione di coach un voto, scusate, di coach Massimo Tait. Tutti presenti invece l'organico del Gabbiano, con numero 1 Pedroni Matteo, palleggiatore, Catellani è il libero titolare, Luca Catellani col numero 2, col numero 4 Flavio Mua, uno dei centrali, Cristian Lorenzi col numero 5, Giulio Sasdelli uno dei 2 palleggiatori, Luca Bigarelli l'opposto titolare, Andrei Mann centrale col numero 10, col numero 11 Tommaso Cordani, col numero 12 Squarzoni Pietro, col 13 Viviani Nicolò, col 15 Zanini Matteo, col 16 Edoardo Gola, col 17 Artoni Nicola e col 18 Zoran Peslak. Vediamo che sestetto schiererà Coach Guaresi, che nella partita di andata appunto ha alternato la regia tra Pedroni e Sasdelli, e anche nel ruolo di posto 4 siamo partiti con Peslak e poi è subentrato in corso d'opera Squarzoni, e anche Gola si è presentato in campo nonostante nel turno precedente avesse riportato una distorsione alla caviglia. È riuscito lo staff tecnico, lo staff medico della squadra mantovana è riuscito a recuperarlo in tempi rapidi. Perciò tutti a disposizione di Coach Guaresi e del suo assistente Carlo Alberto Tognazzoni. Vediamo intanto gli arbitri che si stanno prestando, anche loro sembrerebbe in odore di un'eventuale promozione, perché arrivano entrambi da Matera e sono i signori Papapietro Eustachio e Chiechi Mario. Come sempre al referto la signora Mazzali Cristina e al tabellone elettronico la signora Spina Silvia. Ecco che gli arbitri fischiano la fine del riscaldamento, ultimi colpi sparati da entrambe le squadre. Dicevamo appunto di Paoli, che nasce come scuola pallavolistica nell'Argentario di Trento, primo approdo ancora 20 anni fa, 2000 e 2001, in B2 nelle categorie nazionali. Giocatore sempreverde che nonostante i 40 anni ha sfoggiato ottime prestazioni nell'arco di quest'annata sportiva. Al suo posto dovrebbe schierare a parte Bressan Triziano, che è una new entry, visto che quest'anno ha disputato il campionato di A3 con Bolzano, ha continuato poi la stagione qui col Bolgara di Trento, dovrebbe esserci appunto Tiziano Bressan, e
Roberto Weller, classe 86, 1,95 m, confermato, era qui anche l'anno scorso e ha disputato già alcuni campionati di Serie B. Vediamo le squadre pronte al saluto sulla riga dei 3 metri. Oltre a Massimo Tait come allenatore, il secondo allenatore è Nicola Bazza. Intanto presentiamo anche tutta la roster trentino, che vede col numero 1 Mirko Cristofaletti, col 2 Gabriele Nanfitò, col 3 Jacopo Lai, col 4 Thomas Bressan, col 5 Davide Iriti, col 6 Luca Pedroni, col 8 Mattia Delladio, col 10 Consolini Mattia, col 11 il libero Andrea Pedrolli, col 13 Boesso Filippo opposto, col 16 De Carli Davide, col 17 l'altro libero Lorenzo Tei, col 18 Michele Baratto, un posto 4, che era titolare nella partita d'andata che pensiamo di vedere anche oggi nello starting six. Allora, pronti via, qualche piccola novità subito. Infatti Capitan Artoni ci sembra pronto a entrare in campo al posto di Flavio Amois. Pedroni è confermato in cabina di regia con Zoran Peslak e Cordani in posto 4, opposto Bigarelli. L'altro centrale è col numero 15 Matteo Zanini. Allora, vediamo Weller appunto confermato al centro con Bressan, numero 4, libero il 17 Lorenzo Tei, che appunto prende subito il posto del numero 4 Bressan. Boesso è l'opposto, il palleggiatore è Mattia Consolini, che vediamo partire in zona 2. In banda penso che ci sia una novità, vediamo, però si fa fatica abbastanza a leggere i numeri delle maglie. Mirko Cristofaletti, quello non si discute, col numero 1. Intanto c'è il primo errore di Artoni al servizio. E l'altro no, è Michele Baratto, chiedo scusa, col numero 18. Tutto confermato. Ed ecco ricezione in palleggio della squadra di Coro, appoggio non preciso, allora si va in banda per Peslak, ma il muro tocca e ferma il pallone, e Cristofaletti attacca sul muro, ma anche qui fa buon gioco la difesa, appoggio così dell'opposto. Bene Pedroni poi a muro e infine chiude Peslak con una bomba in diagonale. Tei si oppone in difesa ma la palla finisce out. Qualche piccola imprecisione, intanto vediamo l'ultimo attacco, la bomba appunto di Zoran Peslak che sblocca l'1 pari e manda Matteo Pedroni al servizio. Vediamo quale sarà il suo bersaglio. Vediamo Cristofaletti, intanto viene riconosciuto il capitano in campo dopo la discesa di Artoni, sarà il numero 11 Tommaso Cordani. Viene cercato Cristofaletti in 1, si arrampica Pei sul muro e riesce a tenere vivo il pallone. Bigarelli che prima attacca e poi fa l'appoggio in prima linea, ancora l'attacco di Bigarelli che finisce lungo. Viene chiesta una toccata dal muro, gli arbitri non sono di questo avviso, perciò 2-1 dopo le 2 ghiotte occasioni che ha avuto Bigarelli di chiudere il punto. È la squadra trentina che va al servizio sul punteggio di 2-1. Con Mirko Cristofaletti. È lungo il suo servizio, torniamo in parità. Zoran Peslak.
battuta in salto flot, interviene Tei, molto precisa, buono il primo tempo di Roberto Weller, ci prova Pedroni in difesa ma il soffitto ferma l'azione. 3-2 Trento. Ricezione in palleggio, cerca Pedroni di attivare Zanini, però fa buona guardia il muro di Bressan, perciò allunga Trento 4-2. Battuta in salto flotto, a volte tenuta più bassa la ricezione del palleggiatore, palla per Cordani, bomba sopra il muro, ci prova Cristofaletti in difesa, Mantova accorcia sul 3-4 e manda Zanini al servizio. Salto flot per Zanini. Bene Cristofaletti, questa volta è Artoni a far buona guardia, l'appoggio di Vigarelli che poi va a schiacciare il pallone che gli rimanda a Pedroni. Palla a terra e viene anche segnalata un'infrazione a rete da parte del muro del KS Rent Cercasi Trento. Zanini sul 4 pari. Ace di Zanini in zona di conflitto tra Cristofaletti e Baratto. Baratto prima linea, pensava di essere maggiormente supportata in ricezione, perciò si stacca leggermente. La palla stava finendo nell'angolo di zona 5. 5-4 Mantova. Bene invece questa volta in primo tempo. Bene la ricezione, poi il primo tempo. Palla giocata sul muro per essere rigiocata, ma Zanini non è attento in copertura. Palla cade e regaliamo il 5 pari con Boesso che si appresta dai 9 metri, una delle principali bocche da fuoco nella partita d'andata. 37 gli attacchi fatti da Boesso nei 4 set di andata, 17 punti portati a casa. Ecco, l'arbitro corregge subito il tiro perché ha segnalato una palla toccata in difesa da Tei. Dicevamo 17 su 37 in attacco con un solo errore nella partita andata, sono stati 19 i servizi di Boesso con 6 errori, l'unica forse nota negativa di questo potentissimo giocatore che ha già collezionato 3 stagioni tra A2 e A3, l'ultimo anno a Bolzano in A3, come tanti altri suoi compagni. Cristofaletti riceve quasi fuori dal campo, ci prova Consolini ma non riesce nel miracolo, Mantova riesce a raddoppiare il vantaggio. Dicevamo di Cristofaletti, 4 stagioni in A2 dal 2015 al 2019, l'anno scorso a San Donà in A3, Scuola Trentino Volley, primo anno in B1 del 2013, dal 2013 al 2015, prima volta nei campionati nazionali. È un classe 96, cioè 25 anni per questo atleta di 1,94 m. Una dei punti di forza del Cercasi Trento. Peslak, ricezione in palleggio, palla alta per Cordani, bomba sopra il muro, palla morbida a cercare il muro sopra Mattia Consolini, alla sua terza stagione al Bolgara, prime esperienze in Serie B a Class, classe 81, anche lui Scuola Trentino Volley. Bomba a quale rimedia prima
Rimediano prima Baratto in ricezione, poi sulla palla alta Cristofaletti riesce a avere ragione del Muro con un money out di Potenza. Muro addirittura 3, erano riusciti a triplicare gli atleti. Ritarda il colpo. Bressan al servizio, palla dietro per Artoni, Consolini alti in banda, riesce a bucare il muro di Pedroni e di Artoni. Consolini non si sbaglia, va a cercare il muro di Pedroni. E allora permettiamo ancora a Thomas Bressan. Pedroni attento, ottiene il primo tocco, alzati in bagger per Peslak, che si gioca sulle mani del Muro, ancora palla alta per Peslak, che questa volta riesce a passare di Potenza a lungo, angolo di zona 5, si riporta avanti Mantova 9-8. Buona questa volta le alzate del libero Luca Catellani, che cede il suo posto sul Tarafex a Zanini in prima linea. Artoni pronto al servizio. Salto flot, cerca di scalcare Cristofaletti, non ci riesce, in testa il muro di Zanini che le apre leggermente le braccia, palla si infila e finisce out sull'attacco di Weller. Consolini al servizio, un giocatore che ha dato parecchi grattacapi, 26 battute con un solo errore per Consolini, nessun punto diretto, ma ha sempre messo in grossa difficoltà la ricezione mantovana, che adesso sta andando in attacco dalla seconda linea con Luca Bigarelli e ottiene il punto del 10-9. Matteo Pedroni, la partita è andata a 5 le sue battute, senza punti e senza errori. Tei buona la ricezione, finta di primo tempo, palla spinta in banda ma fa buona guardia Bigarelli, allora attacca dietro, ma è Zoran Peslak che fa ancora meglio, il suo muro è positivo, che porta avanti di due lunghezze la squadra mantovana, 11-9. Un bel roof block. Che permette a Matteo Pedroni ancora di servire. Questa volta è larga la battuta di Pedroni che andava a cercare l'angolo di zona 1 per far arretrare il più possibile Cristofaletti, che battezza giustamente out la battuta di Pedroni e si appresta a servire sul punteggio di 10-11. Salto, spin, Potenza, lunga, ma esce lateralmente anche il servizio di Cristofaletti, perciò Mantova si riporta avanti di 2, 12-10. Con Zoran Peslak al servizio. Vediamo se opterà per l'assalto spin o flot, sembra spin dalla Potenza, sì, Tei però fa buona guardia, palla dietro per Boesso, Zanini in difesa, vediamo se Peslak riesce a tenere via il pallone, così non è. Stavano andando tutti sotto per la copertura i ragazzi di Mantova, Zanini è stato preso in contropiede, scusate, Peslak è stato preso in contropiede, nulla da fare. 11-12. Weller, 11 servizi con un errore nella partita di sabato scorso. E poi 3 su 7 in attacco, senza errori e senza murate prese. Bene Peslak, bene anche Zanini. E poi l'azione viene interrotta per un fallo a muro del numero 4, Thomas Bressan, probabilmente mentre si è girato. Subito rilevata dal signor Chiecchi. Dopo l'ottimo intervento difensivo
da parte della squadra di Trentina. Zanini al servizio, salto flot, palla filtra, Cristoforetti ricezione sui 4,5 metri, Boesso mani out su Cordani. Boesso per il momento ha lasciato un po' riposo dal suo regista. Come dicevamo, sabato scorso ha attaccato 37 dei 111 palloni attaccati dalla squadra trentina. È lungo l'attacco dei 9 metri di Filippo Boesso. Allora da un opposto all'altro Luca Bigarelli. 14-12 Gabbiano Mantova. Intanto viene chiesta formazione. Viene confermato Bigarelli al servizio con Pedroni che arriva in prima linea. Battuta di potenza anche per Bigarelli. 6 ricezioni sui 4 metri, può solo buttare di qua in palleggio Cristofaletti, si va su Cordani. Una garanzia per il momento, Cordani in posto 4. Sabato un po' meno potente rispetto al solito, infatti sui 31 attacchi ottima la percentuale, 16 vuol dire 52%, ma 2 errori e 4 murate prese che hanno abbassato l'efficienza del forte laterale mantovano. Bene Bigarelli, la palla sfiora il soffitto ma non tocca, tenuta nel primo tempo del numero 4, poi non riesce il pallonetto di Cristofaletti che stava tagliando fuori muro e difesa mantovana, palla si spegne in rete. Dicevamo dell'intervento a muro di Artoni e di Cordani che sono riusciti in 2 tempi a tenere sul pallone e si va al primo time out chiesto da coach Tait sul punteggio di 16-12 per il Gabbiano Mantova. Squadre pronte a rientrare in campo, sarà ancora Luca Bigarelli ad attaccare dai 9 metri. Difesa classica 3 con Tei, Cristofaletti e Baratto, pronta a rispondere alle bordate dell'opposto mantovano. Piazzata leggermente out, laterale. Subito confermata anche da Cordani che era il più vicino a poter valutare questo tipo di palla. Comunque ottima l'intenzione di Bigarelli, peccato per quei 10 centimetri di troppo. Ribatte su battuta corta anche Baratto. Non si fa trovare impreparata la ricezione mantovana che riesce a costruire palla in seconda linea con Peslak e a conquistare il 17-13. Altro cliente difficile per la ricezione trentina, pronto da riga dei 9 metri, Tommaso Cordani. Ottima la ricezione, il primo tempo di Bressan, bella la torsione verso zona 1 che mette fuori causa la difesa mantovana. Accorcia Bolgara 14-17 con lo stesso Bressan al servizio. La maggior parte dei centrali salto flot, ricezione di Cordani in palleggio, palla alta per Peslak
che riesce a approfittare del muro del palleggiatore avversario, al di là dei centimetri che può opporre il bravo palleggiatore Consolini. C'è anche la differenza di altezza tra lui e il centrale che fa buon gioco agli attaccanti mantovani in questo momento, come d'altra parte Pedroni. E prova a mischiare le carte il muro mantovano, Peslak prende il posto di Pedroni, Zanini però non riesce a coordinarsi nel migliore dei modi, si apre un buco nel muro mantovano che regala il 15-18 con Consolini al servizio, chiamato dall'arbitro per un'indicazione. Vediamo che cosa. L'arbitro richiama i componenti della panchina a utilizzare la mascherina. In questo caso era il secondo libero che ne era sprovvisto. Per il momento non ci sembra ancora utilizzato, almeno di cosa. Consolini comunque pronto a ripartire, ricezione in palleggio di Pesla, palla su Bigarelli, chiamato una palla toccata, così non dovrebbe essere, almeno a avviso degli arbitri, perciò 16-18 e ancora Consolini al servizio. E ancora attacco 2 per la squadra mantovana con Zanini in primo tempo e Peslak in posto 4 che riceve in palleggio, pronto ad andare poi a attaccare. E ancora una disattenzione da parte della squadra mantovana in copertura che regala il 17-18 e allora Coach Guaresi ci vuole parlare su per suonare un po', magari per chiedere un po' più di attenzione. Eccoci qua dopo 20 minuti di gioco, squadre staccate di un solo punto, Gabbiano Mantova 18, Bolghera Trento 17. Con col suo capitano e palleggiatore Mattia Consolini al servizio. Salto flot. Bene questa volta Cordani, finta di primo tempo, poi Peslak lungo, prova in un primo momento Baratto a tenere la difesa, ma il palazzetto di Cesare lo punisce con i suoi 7,15 m. E allora anche noi portiamo il palleggiatore in seconda linea, Matteo Pedroni, ricordiamo classe 2000, 182 cm. Ricezione, tenuta in due tempi la difesa mantovana che però può solo spedire il pallone nel campo avversario in bagher. Baratto dalla seconda linea, ci sono solo le mani di Zanini, niente da fare per Mantova, 18-19. Buona la scelta dell'attacco in pipe per la squadra trentina, con Cristofaletti che tirerà sicuramente il pallone, palla che viene smorzata dal nastro, palla per Tommaso Cordani, sceglie la zona 1, Weller si butta e centra un muro punto che regala il 19 pari. E allora è ancora Cristofaletti al servizio. Questa volta vedremo che aumenterà la potenza. No, salto flot corto per tagliare fuori dall'attacco eventualmente poi Peslak e poi Zanini. Palla forse leggermente umida dopo la ricezione di Peslak. Zanini a mani leggermente aperte prova un palleggio, in teoria deve essere un palleggio rovesciato, la palla gli muore in mano.
Coach Baresi ferma il gioco sul punteggio di 20-19, primo punto dopo l'1-0 iniziale e il 2-1. Ritorna avanti Trento sul 20-19. E c'è un cambio, entra Amouà per Zanini. Qualche piccola disattenzione di troppo per il forte centrale veronese commessa nel questa prima frazione. Hanno fatto decidere il cambio a coach Guaresi. Salto flot, Cattellani, ricezione sul soffitto. Cattellani, che aveva fatto 19 ricezioni nella partita di sabato senza nessun errore, col 32% di palle perfette e il 37% di palle positive, si è fatto sorprendere da una battuta salto flot di Cristofaletti, che ripropone corta su Peslak, palla su Peslak, palla schiacciata lunga, la palla è leggermente out. La palla viene poi segnata dentro dagli arbitri. Vediamo la decisione degli arbitri. 20-21, sì, la punta per il Gabbiano Manto, e c'è l'ingresso di Edoardo Gola al servizio per Peslak. Cinque servizi anche nella gara d'andata, con un ace e un errore per il forte laterale mantovano. Cristofaletti risponde bene subito in palleggio. Cattellani tiene in difesa, palla alta per Cordani e porta a casa il 21 pari. Ricordiamo 198 centimetri a disposizione di Tommaso Cordani, classe 90, già l'anno scorso presente tra le file virgiliane. Ancora Edoardo Gola invece al servizio, questa volta purtroppo c'è l'errore che porta a 22 i punti degli ospiti. Classe 99, Mantovano, un figlio d'arte, visto che papà Riccardo ha calcato per tantissimi anni i palchè di Mantova e dintorni. Weller, anche lui in rete. Scambio di regali tra le squadre in campo e sul 22 pari tocca a Flavio Amouà andare al servizio. Salto flot, tenuta bene, si va dietro su Boesso, che però fa buona guardia a Cordani, prova una palla spinta Boesso. Cordani è a tempo perfetto, come possiamo riguardare dall'immagine centrale, molto invadente anche il muro, niente da fare per il forte opposto trentino. Allora time out. Ricordiamo, Boesso è forse l'unico giocatore non trentino, un trentino acquisito ormai dagli anni che ha giocato soprattutto a Bolzano. Ha già fatto, dicevamo, 2 stagioni in A2 dal 2016 al 2018, poi quando la squadra era in B 2018-19 ha conquistato la promozione in A3, dove ha giocato lo scorso anno, sempre appunto Bolzano. Padovano, scuola Sisley Treviso, autore anche di ottime prestazioni negli anni scorsi anche nel beach volley. Con lui anche Bressana, è stato autore nel 2018-19 della promozione dalla B alla 3 del Bolzano. Guardavo se c'erano altri che avevano condiviso, no, mi sembra solo questi due. Ottima intanto la ricezione di Cristofaletti, primo tempo appunto di Tiziano Bressan, 201 centimetri. E intanto alza il muro con Davide De Carli.
anche lui 201 cm, classe 87. Boesso al servizio. Ed è il primo set ball dopo l'errore al servizio di Boesso e subito cambio per far entrare ancora il regista della squadra trentina. Esperienza velocissima quella di De Carli. Ed è Luca Bigarelli al servizio. Tei, e subito punita la squadra trentina dalla prima imprecisione di Tei. Ricezione slash, ne approfitta subito Cordani per chiudere 25-23 il primo set e dare ancora qualche speranza alla squadra mantovana. Ci sentiamo fra pochi minuti. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed. Ed eccoci con le statistiche di Francesca Pantiglioni, lo scoutman del Gabbiano Mantova, che vede come top scorer Zoran Pesa con 7 punti, un 6 su 10 in attacco con una murata presa, seguito a ruota da Cordani Tommaso, 6 punti, 5 su 9 in attacco, anche lui una murata presa, però entrambi hanno anche segnato un muro attivo. Bigarelli 3 punti, un 2 su 7 in attacco e un ace. Poi abbiamo a referto anche Zanini con 2 punti e un punto Artoni. Poco serviti, 4 palloni sui 30 attaccati sono stati riservati ai centrali, anche se la ricezione ha girato tutto sommato discretamente, 44% di palle perfette, 78% di palle positive. Un solo ace subito da Catellani che ci ha fatto sudare freddo perché il punteggio era già oltre il 20. Catellani forse oggi il meno preciso dei... Addirittura sono state 2 interventi in ricezione di Pedroni, palle che hanno toccato il nastro e Pedroni si è fatto trovare subito pronto per tenere vivo il pallone. Da parte trentina abbiamo 4 punti di Cristofaletti, 4 di Weller, 2 su 2 in attacco e 2 murate prese, 2 murate fatte, scusate, perciò non sta facendo rimpiangere per il momento Paoli, che speriamo poi di avere più tardi ai nostri microfoni. 2 punti per Bressan, 2 per Baratto e 1 di Boesso. 5 palloni attaccati a Boesso, 1 punto e una murata presa. 2 su 5 per Bressan, 3 su 7 per Cristofaletti, 1 su 2 per Baratto.
Pronti a riprendere con Consolini al servizio, la sua salto float, questa volta fa buona guardia Catellani, palla dietro per Bigarelli, murato da Cristofaletti. Ha cercato lungolinea ma ben coperto da Cristofaletti. E allora corta questa volta, interviene Amouà, palla ancora per Bigarelli, muro 1, questa volta il muro è sempre presente ma non è preciso, la palla finisce out. Uno scontro ad alta quota tra Bigarelli e Cristofaletti. E sull'1 pari è Pedroni al servizio. Confermato nel frattempo Amouà in campo. Ci sembra al posto, sì, sempre al posto di Zanini. Ricezione in palleggio di Cristofaletti, primo tempo tenuto in due tempi, prima Amouà muro e poi Peslak in copertura, poi nulla può Peslak contro il muro a 3 avversario. Però fa la scelta, sceglie la potenza, ma il muro è composto, compatto. Nulla da fare per l'attaccante mantovano, si va sul 2-1. Cristofaletti al servizio, palla cercata corta per trovare anche in ricezione Amouà che si trovava nei pressi, però la palla si ferma in rete. 2 pari, e allora è Zoran Peslak, vediamo se opterà per l'assalto float o l'assalto spina, a entrambi i colpi il forte laterale mantovano. Pensiamo spin, così è, la palla però è lunga. Ha cercato la zona 1, niente da fare, allora è il turno di Weller, Roberto Weller col numero 9, piazzata su Cordani, palla dietro per Bigarelli, cerca di tagliare fuori il muro di Baratto, palla leggermente uscita, Bigarelli non è arrivato nella migliore rincorsa possibile. E allora Weller ancora al servizio, Catellani in ricezione in palleggio, primo tempo di Amouà, forte sulle mani di Bressan, palla che esce, Mantova Corcia è ancora sotto però di una lunghezza, 3 Gabbiano Mantova, 4 KS Rent Cercasi Trento, con Flavio Amouà al servizio. Palla dietro per Boesso, e riesce a bucare il muro e mettere la palla in zona 1. Niente da fare per Peslak in difesa. Intanto viene chiamata l'assistenza al campo per vedere di asciugare dove Peslak si era tuffato. Filippo Boesso a servizio, Mantova che riceve a 4, anche Bigarelli entra nella linea di ricezione, nonostante sia in prima linea. Proprio per... Allora Peslak riesce prima a difendere la battuta di Boesso, poi a piazzare il pallone Weinberger. Lo stesso Boesso poi attacca, un ottimo lungolinea, niente da fare per Catellani in difesa. Si va sul 6-3 Trento. Con ancora Boesso al servizio. Ancora sarà battuta di potenza o a cercare qualche colpo piazzato. Sceglie la potenza, risponde Catellani, palla in banda per Cordani che chiude troppo il colpo, tiene il muro mantovano come tiene la difesa di Pedroni. Allora andiamo palla alta su Bigarelli, forte sulle mani del muro ma può rigiocare Trento, palla in seconda linea per Boesso. Peslak non si avvede che la palla non era stata toccata dal muro, prova a intervenire in difesa e regala il punto del 7-3 Trento. Primo set che è finito 25-23 come era finito il primo set dell'andata.
con parziali identici, anche allora eravamo 21-19 per Trento, poi Mantova era riuscito a piazzare la lungo vincente, e invece che viaggiare sulle ali dell'entusiasmo e cercare di portare a casa anche nel breve tempo possibile anche un eventuale secondo set, Mantova è sotto 7-3. 8-3 eravamo nella partita di sabato scorso, che come diciamo sta proseguendo sulla falsariga anche oggi, con Mantova che si fa sorprendere e commette qualche errore, piccolo errore di ingenuità. Intanto vediamo che sono stati cambiati le formazioni in partenza, tra virgolette sono state, come si dice in gergo, girate. Pedroni palla alta su Cordani, che questa volta approfitta del muro di Consolini per conquistare il cosiddetto cambio palla e il diritto di battere. E Bigarelli a servizio. No, siamo P4 contro P4, no scusate, è uguale la formazione, mi ha lasciato trarre in inganno la prima. 7-4 per Trento in questo secondo set, con Luca Bigarelli al servizio, battuta a salto, bene Cristofaletti, e ancora meglio Boesso, che non si fa pregare per scaraventare una fucilata nel campo mantovano. Si prova Catellani, ma il soffitto del Palasport di Cerese mette fine all'azione e riporta a 4 le lunghezze di vantaggio del Bolgara Trento. Peslak in ricezione, palla per Cordani, questa volta va sul pallonetto, Cordani tiene vivo il pallone e poi c'è un'azione un po' pasticciata con Cordani che cerca un diagonale improbabile, palla leggermente corta, Cordani prova la diagonale stretta ma fa buona guardia Bressan. Barato il servizio, bene il primo tempo, scusate, bene la ricezione di Cordani che permette a Pedroni, dopo aver buttato un attimo lo sguardo nel campo avversario, di giocare di seconda intenzione il pallone e di chiudere lo scambio. Cordani a servizio, 9-5 Bolgara. Bene Cristofaletti in ricezione, che poi va anche a attaccare una palla lunga e profonda sulla quale Cordani non riesce a essere positivo, palla che schizza via. 10-5. Catellani in ricezione, Pedroni su Peslak, la palla cerca il muro ma non lo trova, palla che anche in questo caso leggermente corta, ma non è riuscito ad aggiustare il colpo Peslak, allora time out chiesto da Guaresi. Guaresi che richiama i suoi a giocare con maggior logica e maggior precisione, come avevano fatto nel primo set, di sfruttare il più possibile il muro di Consolini. Invece anche in questo caso è arrivata una palla che Peslak non è riuscito a gestire. Speriamo che non succeda come sabato scorso, dove Mantova dopo il primo set appunto ha spento praticamente la luce, non è riuscita più a trovare la logica, appunto come diceva Guaresi. Intanto ancora Pedroni che di seconda intenzione riesce a eludere la difesa di Trento, a prendere una boccata di ossigeno.
questa ricezione a filo. E intanto il pallonetto di Cristofaletti. Intanto è venuto a trovarci Alessandro Paoli. Buonasera. Allora, intanto come stai? Perché purtroppo diciamo non ti che- vediamo in campo, anche se siamo avversari, comunque ci dispiace non vedere un atleta di tuo calibro giocare qui a Cerese. Purtroppo è andata così, comunque sto sicuramente meglio di ieri e peggio di domani. Speriamo di riuscire ad andare avanti e magari poter ritornare prima della fine. Certo. Intanto abbiamo visto che nel primo set Weller non ha fatto sentire la sua mancanza con un 100% in attacco e 2 muri positivi. Sì, Un Robby ha ottimo giocato- biglietto da visita. Sì, Robby ha giocato un primo set direi perfetto, perché ha piazzato un muro del 19 pari in pipe importante, in attacco si è fatto trovare presente e stessa cosa ha fatto quando sono dovuto uscire in casa, quindi per ora molto bene, sono contento. Partita che sta rispecchiando un pochino anche la partita di andata. Primo set 21-19 Trento, poi 25-23 Mantova e secondo set subito a partenza lanciata 8-3 sabato scorso, 7-3 e 8-4 oggi per Trento con Mantova che fa fatica a trovare lucidità e continuità di gioco. Sì, vedo che Mantova non sta riuscendo secondo me sia oggi che la partita scorsa a sfruttare completamente il potenziale d'attacco che secondo me è l'arma più importante che hanno e questo sicuramente gli porta meno fiducia anche poi nell'essere efficaci negli altri fondamentali. Può essere che questo sia anche dovuto a un merito di Bolghera, di Trento, che comunque riesce a mettere in difficoltà e forse anche loro che non sono pienamente lucidi nelle soluzioni d'attacco. Intanto ne approfittiamo anche per fare gli auguri alla tua bimba che so che oggi compie gli anni. Sì, auguri Michelle. Mi è dispiaciuto, abbiamo organizzato la festa ieri sera e domani. L'avevamo escluso oggi proprio perché c'era la trasferta, però in teoria doveva venire con me in pulmino e vedermi giocare, era contenta, però abbiamo evitato, visto la mia impossibilità di giocare, non le ho fatto fare il viaggio per stare in tribuna con me, allora. Piccoli sacrifici che un giocatore di lungo corso come te penso che ormai sia abituato a fare. Va bene, intanto riprendiamo la telecronaca, siamo su 14-9 per Trento, 14-10 dopo questo bel primo tempo di Amois. Partita lunga o pensi che ormai Trento riesca a ribaltare l'inerzia come ha fatto appunto nella gara d'andata? Nella pallavolo non si può mai dire, è veramente può passare la bilancia, pendere da una parte all'altra nel giro di pochi scambi. L'importante è che noi manteniamo consapevolezza delle nostre possibilità e che continuiamo a spingere e mettere pressione a Mantova. Primo set purtroppo non ci siamo riusciti, merito anche loro e adesso vediamo. Intanto un bel attacco in diagonale di Baratto che ha portato ancora 5 le lunghezze di vantaggio. Ringraziamo Alessandro, se poi ci viene a trovare anche più tardi per vedere il proseguio della partita. Va bene. Come va? Intanto c'è un ace di Boesso che porta 16-10. Ciao, a dopo. Ciao Alessandro, grazie. E ancora Filippo Boesso dai 9 metri pronto a cannellare, come si suol dire. Piazza corto, Catellani non si fa trovare impreparato, palla alta per Cordani, viene fischiata invasione al muro trentino dopo che la difesa aveva provato a sistemare il tutto. Anche qua
c'era stato uno scambio. Abitualmente in zona 2 il palleggiatore si era spostato verso zona 4 per lasciare a muro Baratto e Bressan. Sul meno 5 Luca a trovare la strada, Tei bene e poi Baratto sempre, mani out su Pedroni, muro di Pedroni e Artoni che non è riuscito ad opporsi in maniera efficace. Palla precisa di Consolini. E allora è lo stesso Baratto Michele al servizio, battuta salto flotte su Cordani, palla per Peslak, in buono l'angolo di zona 5, Manto rimane a meno 5, sono tante ancora però le lunghezze eventualmente da recuperare. È lungo l'attacco dai 9 metri Cordani. Devono trovare ancora la fiducia e la voglia di fare punti i giocatori mantovani. Intanto è il turno di Thomas Bressan, uno dei due centrali del Cercasi Trento. Salto flot su Peslak, sezione sui 3 metri, palla ancora su Peslak, pallonetto, ci prova Cristofaletti, ma giustamente la difesa era piazzata lunga dietro il muro di Consolini. Gabbiano che torna a meno 5 con Artoni al servizio. Salto flot verso zona 5, lunga, troppo lunga. È andato sotto il pallone nell'ultimo istante, ha battuto praticamente dal basso in alto, la traiettoria non poteva essere in campo. E allora è il regista trentino al servizio sul 19-13. Bene Cordani, palla dietro per Bigarelli, tocca Cristofaletti e Tei rimedia bene, palla per Boesso. Con Pesa che pensava che il muro, rivediamo, avesse toccato, no, che fosse in, perché Boesso era abbastanza lontano. Palla invece leggermente fuori, così è stata valutata dai due arbitri. E allora è ancora il capitano trentino sul 20-13, palla la seconda linea per Cordani, ci arriva in qualche modo ancora e ancora Tei a tenere vivo il pallone di secondo tocco. Primo tempo per Amouà, questa volta lungo dopo che le mani di Weller hanno toccato il pallone, niente da fare per la difesa trentina. Brava comunque in questo scambio, sia con Baratto prima e con Tei dopo, mantenere vivo il pallone e dare la possibilità poi ai suoi attaccanti di provare a portare a casa il punto. Cortasi Cristofaletti che si fa trovare pronto, ci prova Bigarelli in difesa, poi Amouà il terzo tocco di là, ancora palla spinta in spinta al centro. Non ci arriva Weller, palla leggermente alta, una delle poche imprecisioni che finora possiamo annotare di Capitan Consolini. Visto il largo margine si è permesso un piccolo... E poi Tei che saggiamente chiama la palla a Cristofaletti e poi la lascia sfilare, palla lunga. 21-15 con Cristofaletti al servizio. Secondo errore ci sembra di Pedroni al servizio, uno nel primo set e uno nel secondo. Forte sulle mani di Boesso l'attacco di Bigarelli che porta a casa il punto numero 16. E allora cambio per Mantova, rientra Edoardo Gola.
per Zoran Pesla, che andrà a fare il suo turno di servizio e poi dare un attimo di riposo a Pesla, che farà, pensiamo, anche i 3 turni in seconda linea, se poi potrebbe essere anche logicamente mantenuto anche in prima linea, visto le qualità del giovane attaccante mantovano. Purtroppo finisce in rete la battuta in salto flot. Ricordiamo gol a classe 99. Weller al servizio. 22-16. Meglio del 21-12 di sabato scorso nel secondo set, ma pur sempre un distacco importante, difficilmente rimediabile. E poi qua si vede la mancanza di attaccamento alla palla, all'azione. Viene fischiata una doppia Pedroni. (23-16), ancora Weller, questa volta c'è l'errore al servizio. 23-17 con Amois, che potrebbe provare anche una battuta in salto spin, visto che, ricordiamo, fino all'anno scorso era opposto, era utilizzato nel ruolo di opposto. Quest'anno è stato dirottato al centro, no, continua con la salto float. Bravo, perché la ricezione non è precisa di Cristofaletti. Intanto c'è anche un altro cambio, entra Andrei Mann per Capitan Artoni. Cristofaletti, ricezione slash, ne approfitta subito Cordani per riportare a 5 le lunghezze di svantaggio, da -7 a -5. Ancora Moa al servizio, la battuta viene fermata dal nastro, ricezione perfetta. Bigarelli prova a opporsi a Baratto, ma la palla finisce abbondantemente out. Il numero 1 di Bigarelli abbastanza scomposto. Boesso, è lunga la battuta di Boesso, per poco Bigarelli non la tocca con la spalla, cercando di tirarsi fuori dalla traiettoria. Intanto c'è time out chiesto dalla squadra trentina, da Mr. Tight, sul punteggio di 24-19. Tante indicazioni specifiche per Mann, impartite dal secondo Tognazzoni. Bigarelli al servizio. Attacco 2 con Baratto e Bressan per Trento, eventualità scelte anche di seconda linea con Boesso. Non ce n'è bisogno perché è lungo l'attacco dai 9 metri Bigarelli. Si chiude 25-19 come 7 giorni fa a favore di Trento il secondo set, 1 pari. Fatto male? Prova Pharmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Pharmamed.
Ed eccoci a leggere un po' di dati che vedono la casella dei muri positivi per Mantova passare da 2 a 0 e quella invece di Trento mantenersi a 3, perciò sono 3 muri positivi ogni set che Trento ha messo a segno, come abbiamo detto in occasione della telecronaca. Punteggi sulla falsariga anche in questo secondo set, che si è concluso come 7 giorni fa, 25-19 a favore di Trento, che con 6 punti di Boesso, 5 di Cristofaletti, 3 di Baratto e 1 di Bressan vince questo set contro i 2 di Pedroni, 4 di Amuai, 3 di Vigarelli, 3 di Cordani e 2 di Peslak. Peslak 2 su 4 però con un errore e una murata, Cordani 3 su 7 con una murata presa, Vigarelli 3 su 9 con un errore e una murata, 4 su 4 per Amua, che infatti è confermato anche insieme a Mani in questo terzo set, e 2 su 2 di Pedroni, palla di seconda intenzione, Pedroni però che ha commesso 2 errori nei suoi 4 turni di battuta. Ricezione che si mantiene sul 45% di palle perfette e 77 di positive, perciò non una ricezione pessima, diciamo così. Però 0 palloni per Artoni, diciamo 4 di Amua e Man 0 nell'ingresso che ha fatto. Vediamo, Man a servizio, palla subito attaccata a muro 1 da Cristofaletti col muro del solo Pedroni. Ci prova Cordani in difesa, niente da fare. 1-0 Trento e Cristofaletti e Consolini al servizio. Salto flotte, bene Cordani, palla in alta per Peslak, muro 2 composto di Boesso e Weller fanno la differenza e portano 2 le lunghezze di vantaggio. Speriamo di non rivedere un 8-0 come 7 giorni fa. Ci pensa Mua a sbloccare il cambio palla. Forse dovrebbe essere questa la chiave di volta per provare a invertire l'inerzia del match, di usare di più i centrali, visto che la ricezione fino a questo momento ha abbastanza supportato il regista mantovano, che è stato confermato anche in questa terza frazione di gioco, che sarà decisiva perché, ricordiamo, se tanto buono l'ace di Pedroni, che speriamo dia la scossa giusta per rimettere nei binari favorevoli a Mantova questa sfida. Diciamo set decisivo perché nel caso dovesse vincere Trento il discorso qualificazioni si chiude, si dovrà andare lo stesso, come dicevamo prima, a concludere la partita, ma il discorso qualificazione si chiuderebbe qua. 3-2 Bolgara sull'attacco di Cristofaletti da zona 2. Con Guaresi che chiede qualcosa di più a muro, soprattutto dai suoi centrali. Cristofaletti al servizio, Tesa, Cordani in palleggio, Peslak in attacco, è lungo l'attacco di Peslak, passa sopra il muro. Peslak nel primo set bene, 6 su 10 con una murata presa, perciò efficienza al 50%, efficienza che è scesa a 0 nel set precedente. Amua intanto in ricezione, buona, palla ancora per Peslak, toccata dal muro di Baratto, ma è punto Mantova. Intanto proviamo la quarta Squarzoni, che entra in battuta per Peslak. Squarzoni che 7 giorni fa un brillante 7 su 20 in attacco, 10 battute e un ace. Buono intanto la sua prima battuta,
Contei che tiene la palla nei 3 metri e poi è Amoua che fa buona guardia su Weller e sigla il pareggio del 4 pari. Dicevamo di Squarzoni, anche 13 ricezioni senza e subiti, 38% di perfette, 46 di positive. 3 murate prese, ecco l'unica nota negativa se vogliamo di questo laterale di scuola veronese. Ottima anche il suo secondo servizio che impegna Cristofaletti in ricezione. Poi lo stesso Cristofaletti che va a attaccare in pipe dal centro del campo in seconda linea. Palla che finisce lunga, non tocca Squarzoni, terzo tentativo dai 9 metri. È lunga questa volta la battuta in salto spin di Squarzoni, 5 pari. Abbiamo recuperato comunque un paio di punti di svantaggio con l'ottimo turno servizio di Pietro Squarzoni, che adesso interviene in ricezione in palleggio, che permette ad Amoua di attaccare e di prendere le mani di Bressan, che subito si autoaccusa per mettere fine a eventuali polemiche. Siamo di Squarzoni, classe 98, cresciuto nei giovanili di Verona. Dopo un paio di stagioni nelle squadre venete di Serie B, è alla sua seconda stagione qui a Mantova. Amoua su Tei, ricezione perfetta, Bigarelli prova a tenere, ma niente da fare per Pedroni e Squarzoni in difesa. 6 pari. Hanno, tra virgolette, il muro di Mantova abboccato alla finta di attacco dal centro di Bressan, lasciando sguarnita nel posto 4. Boesso a servizio, autore di un ace nel turno precedente e anche in questo. Bomba in zona di conflitto tra Catellani e Squarzoni. Allora ecco che ritorna la ricezione a 4 per diminuire le zone di competenza. Si aumentano le zone di conflitto, ma si diminuiscono le zone di competenza che sulle palle molto molto veloci come quella di Boesso. E allora battuta corta di Boesso, risponde bene Squarzoni e permette a Pedroni di innescare il primo tempo di Mann e riportare il set in parità. 7 pari, Bigarelli a servizio. Tutto in salto spin che però muore in rete, il lancio è basso, il braccio non si riesce a stendere per sfruttare al massimo l'altezza del salto di Bigarelli. E allora tocca a Baratto, un salto float su Cordani, palla dietro per Bigarelli, buono il suo attacco e poi è Pedroni che riesce a vincere un primo contrasto con Weller e poi la palla appoggiata sul muro per poter essere rigiocata da Cordani e Preda invece del muro di Trento che la cattura e la sbatte per terra per il 9-7. Un piccolo chiarimento dall'arbitro col capitano che invita a tranquillità la panchina trentina. Baratto ancora a servizio, ancora battuta corta su Mann per toglierlo dall'attacco e lasciare un muro 2, lasciare così poter fare un muro 2 su Cordani, il muro che tiene la palla e poi viene fischiato un fallo di doppia a Cristofaletti. Ricordiamo che la doppia è consentita solamente in un primo tocco di difesa, senza tra l'altro neanche voler inviare il pallone nel campo avversario, in questo caso la palla girava e l'arbitro ha sanzionato il fallo al posto 4, al numero 1 Trentino, il posto 4 Trentino. Cordani, Mantova ancora sotto di una lunghezza
è lungo anche la battuta di Cordani. Polveri bagnate, facce un po' spente direi anche, soprattutto sull'atteggiamento in battuta. Intanto viene chiesto il cambio di pallone visto che è uscito dalla disponibilità dal campo. Bigarelli, set precedente, 3 battute e un errore. Tanto buona ricezione di Zanini che poi va a attaccare di potenza, tiene però Cristofaletti una mano, palla dietro per Boesso, non tiene la difesa mantovana. Sono state 7 gli errori in battuta nel set precedente sui 19 tentativi di Gabbiano con neanche un ace, mentre nel primo set su 25 battute 5 errori e 2 ace portati a casa per la squadra mantovana di Coach Guaresi, che in questo momento chiede il time out sull'11-8. Diciamo che la squadra mantovana che appunto ha bagnato le polveri nel set precedente e anche in questo non riesce a trovare il bandolo della matassa, soprattutto il servizio, che è una delle armi principali del sestetto di Guaresi e Tognazzoni. Trento invece 3 errori sui 25 turni al servizio e un ace, perciò si è limitata a buttare, non dico buttare il pallone di qua perché comunque le ricezioni perfette sono state sotto il 50%, il 45% per Manto, comunque a mettere in difficoltà con battute anche tattiche senza cercare per forza la soluzione di potenza che può portare poi a un coso. Intanto Pedroni prova come nel set precedente un tentativo di seconda intenzione, non riesce. Subito punita Gabbiano dalla ricostruzione di Consolini per Cristofaletti. Cristofaletti che ha già portato a casa 9 punti nei primi 2 set. Prestazione già in doppia cifra in questa prima metà del terzo set. Ricezione in palleggio di Cordani approssimativa, ci prova Zanini a piazzare il pallone, Boesso appoggia, poi ancora Cristofaletti in attacco, ancora sulle mani di Pedroni e ancora punto, allunga Trento a più 5, 18-13. Cambio in cabina di regia, doppio cambio. Scusate, doppio cambio, entra al posto di Bigarelli Giulio Sasdelli in seconda linea, in prima linea nell'inedito ruolo di opposto Edoardo Gola. Vedremo poi davanti come si schiereranno. Penso che in questo caso Gola vada in 2, visto la presenza di Zanini in posto 4. Cordani in ricezione, palla in banda per Zanini che punisce il muro 1 di Consolini con un bel attacco. Mantova 9, KS Rent Cercasi Trento 13 con Man al servizio. Cristofaletti in ricezione in palleggio e poi brillante in attacco, ben imbeccato nel suo regista. 14-9. Consolini. Salto flot corta, Gola bene in ricezione, palla alta per Zanini ancora che stavolta si trova Boesso davanti ma non cambia il risultato e punto. Ottimo l'apporto di Zanini in questo scorcio di set, subentrato a Coso. Intanto non si chiude il doppocambio, rimane in campo Sasdelli e Gola. Gola infatti è adesso al servizio, battuta in salto. Tei risponde presente, palla alta per Cristofoletti dietro,
che sporca il pallone, non so se intenzionalmente o meno, però il risultato è un punto del 15-10. Cosiddetta palla sguantata, presa di striscio col palmo della mano, che elude il muro e finisce nel campo avversario. Lo stesso Cristofoletti al servizio. Flot, questa volta finisce in rete. Cercava con una battuta tattica di far ricevere Zanini corto per poi tagliarlo fuori dalla ricostruzione, visto che era Mantova in attacco 2. E allora è il turno di Squarzoni. Scusate, era di Squarzoni il tentativo di batter corto. Ottimo Squarzoni in battuta. Ace su Tei. Primo ace subito. Allora c'è un cambio, un avvicendamento dei liberi. Entra col numero 11 Pedrolli. Classe 88, confermato dopo la scorsa annata. Questa volta è servito tanto per cambiare un attimo il tempo e ha preso il posto di Lorenzo Tei, classe invece 2002, è il primo anno al Trento Bolgara, fratello del più famoso Sebastiano, che ha giocato anche qui a Mantova e poi anche nelle file del Trentino Volley. Weller al servizio, bella palla alta di Sasdelli in bagger, subito premiato da Cordani. Mantova accorcia, però sono sempre 3 le lunghezze di svantaggio, con Amoa al servizio. Comunque classe 2002, dicevamo di Tei, che avrà il tempo di farsi vedere anche in categorie magari superiori. Ricezione in palleggio di Cristofaletti, attacco di Baratto, che riesce a filtrare tra le maglie del muro mantovano e portare a casa il punto di 17-13. Intanto ritorna come libero di difesa Tei e lascia il posto a Pedrolli. Boesso al servizio. Si sembrava lunga, è voluto lo stesso intervenire Squarzoni, ha subito l'ace, era una fucilata quella di Boesso dai 9 metri. Allora time out ancora di Guaresi sul 18-13. Una sola la ricezione di Tei nel secondo set, tra l'altro positiva, e 6 nel primo sulle 20 di squadra. 1 su 12, in genere è stato Cristofaletti nel secondo set il bersaglio delle battute mantovane, 9 ricezioni su 12 sono state a suo carico, 11 su 20 nel primo set, però sta rispondendo bene, un solo ace subito nei 2 set e una ricezione che viaggia sul 44-45% di palle perfette. Boesso ancora pronto a scaraventare il pallone nei 9 metri avversari. Questa volta è gol a rispondere presente, palla e poi è fischiato un'invasione. Allora vediamo cosa ha fischiato l'arbitro. Secondo me c'è stata un'incompressione, perché è stato forse il giocatore mantovano a toccare la rete, ma comunque la rete l'avrebbe toccata al di fuori dall'asta, perciò non sarebbe fallo di invasione. Infatti penso che indichi cose, darà a rifare esatto il primo arbitro. Niente di che. E allora altro tentativo per Boesso per scardinare la ricezione mantovana. Piazzata su Catellani,
ottima la ricezione. Squarzoni della seconda linea non può molto, visto che la palla era molto dentro, come non potrebbe potuto molto Cristofaletti. Diverso l'esito, Cristofaletti con molto sfosforo cerca la palla nell'angolino dentro i 3 metri di zona 2 e ottiene il 19-13. Allora si chiude il doppio cambio, rientrano Bigarelli in prima linea e Pedroni in seconda linea. Ma le facce dei ragazzi in campo non ci fanno, tanto viene chiesta formazione dai capitani in campo, da Tommaso Cordani, per vedere di sistemare dovremmo essere in P5, palleggiatore che penetra da zona 5, Bigarelli in zona 2, impiegato anche a ricezione per far fronte alle bordate di Filippo Boesso sul 19-13. Cordani bene, palla alta per Bigarelli che riesce a ottenere il cambio palla e il punto del 14-19. Bigarelli al servizio, vediamo se ha giovato questo mini turno di riposo per ritrovare le energie, soprattutto mentali, per mettere a segno questo attacco dei 9 metri. Tei ricezione buona, primo tempo tenuto, cercato di tenere da parte i Catellani, bel primo tempo da parte di Bressan e Trento che sorpassa quota 20-14. Non passa questa palla, cercata cortissima da Baratto. 15-20 con Cordani a servizio, una delle ultime chance di rimanere attaccati all'incontro da parte del Gabbiano nelle mani di Tommaso Cordani. (21-15) come nel terzo set della gara d'andata. 21-15. C'è un cambio, alza il muro Coach Tait mettendo dentro De Carli per Consolini sulla battuta di Bressan. Cordani ricezione di palleggio, primo tempo di Tei. La palla è out, è stata toccata ma nessuno dei due arbitri se ne accorge. E viene assegnato il punto a Trento. A nulla valse le proteste di Mantova. Ancora Catellani in ricezione, ancora Mann in attacco dalla zona centrale del campo. Questa volta è efficace il suo attacco. 16-22, si chiude il cambio per alzare il muro da parte di Trento. Ritorna il Capitan Consolini e Mann al servizio. Cristofaletti riceve e poi attacca, azione già vista più volte. Cosa ci prova? La prima volta è stato fermato dal muro, ma la copertura di Trento lavora bene. Nulla può invece sulla seconda murata inferta dal muro mantovano. E allora ancora Mann al servizio con la sua salto float, di solito abbastanza infida per la ricezione avversaria. Ci arriva bene Baratto, primo tempo per Weller e la palla cade.
Niente da fare per Amuamuro, la palla tocca la rete e poi si spegne nel campo mantovano. Con Consolini al servizio. Bene Zanini in ricezione, palla dietro per Bigarelli. In qualche modo Trento, prima Contei, tiene il pallone vivo, questa volta non ci riesce Consolini a metterci una mano sull'attacco di Amua, tenuto leggermente dal muro di Weller. 18-23. Le speranze di Gabbiano Mantova sono al lumicino, ma non sono ancora spente. Rientra in campo Peslak per Zanini. Scusate, per Squarzoni. Errore di Veronesi, entrambi. Squarzoni di Peschiera, Zanini di Lazzise. Pedroni, salto flot, riceve Benetei. No, scusate, era l'altro, Pedrolli in ricezione e poi anche in difesa. Palla dietro per Bigarelli, il muro di Boesso è out. Non mi ero avveduto del cambio di libero. Pedrolli che è entrato in ricezione al posto di Tei. Allora Pedroni ancora al suo turno di servizio. 19-23. Bene la ricezione, palla alta per Boesso dopo la ricezione di Baratto ed è set ball, ed è qualificazione ball per Trento con Cristofaletti al servizio. (24-19). Vediamo se andrà di forza Cristofaletti per chiudere in bellezza. Bene Cordani, palla dietro per Peslak, il muro di Weller è out. E allora Mantova sorpassa il 20. E lo stesso Peslak al servizio e sul 20-24 è Trento a chiamare time out per mettere subito in chiaro come dovrà avvenire il cambio palla. Vediamo il secondo allenatore dare subito le indicazioni a Weller, che è appunto il centrale in prima linea. Con Boesso, anche lui pronto a porsi innanzitutto a fare il primo attacco, perché appunto è battuta Gabbiano, perciò il primo attacco nelle mani dei Bolghera, con Weller, Boesso e Baratto. Si lancia male il pallone Pesla, riesce a correggere. Seconda linea di Cristofaletti, tenuta da Pesla, andiamo in palla alta con Cordani che riesce a bucare il muro e a portare a casa il punto del 21-24. Peslak al servizio, vediamo se questa volta il lancio sarà migliore, magari permetterà anche a Zoran di essere più insidioso al servizio. No, si rifugia ancora in salto flot. Cristofaletti appoggia e poi è facile preda del muro a 1 il punto di Baratto, che consegna col 25-21 in questo terzo set da qualificazione al KS Rent Cercasi Trento. Partita che non è finita, ma il discorso qualificazione si chiude qua. Con questo punto Trento appunto si è assicurata il passaggio al turno successivo e giustamente sono in campo a festeggiare i ragazzi trentini. Vedremo adesso con che formazione Mantova affronterà questo quarto set. Ci sentiamo fra pochi istanti.
Fatto male? Prova Pharmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Pharmamed. Siamo qui a commentare questo amaro terzo set, chiuso 25-21 a favore del KS Cercasi Trento, con Mantova che ha messo per terra 13 dei 25 attacchi fatti, con solo 2 errori e 2 murate prese. Sono 2 i muri fatti anche da Mantova, che ha mantenuto una discreta ricezione, 52% di palle perfette, 67% di palle positive, 2 gli errori in ricezione, come 2 gli errori in ricezione per Trento, che ha ricevuto il 29% di perfette e il 76% di positivo, e che ha messo per terra però 14 dei 24 palloni alzati, con 2 errori e 2 murate prese. I numeri danno delle differenze veramente impalpabili. È stato l'atteggiamento in campo che ha fatto la differenza e che ha portato appunto il set a Trento e la relativa qualificazione al turno finale per l'accesso alla 3. Ricordiamo che le 5 vincitrici dei gironi, parliamo dei gironi nord in questo caso, e la miglior seconda, perciò potrebbe essere anche utile per Mantova cercare di portare a casa anche una vittoria 3-2 per cercare di giocarsi fino in fondo le eventuali speranze di un eventuale punto ripescaggio, ma bisogna andare in campo con l'atteggiamento giusto, proprio appunto, dicevamo, per cercare di portare a casa più punti possibili e sperare che le altre 5 partite finiscano con dei punteggi a Mantova favorevoli. Mantova che si ripresenta, vediamo, con lo stesso sestetto che ha concluso, con Pedroni e Bigarelli in diagonale, no, con Gola e Squarzoni in posto 4, Mann e Amua al centro. A riposo Tommaso Cordani, che ha chiuso questo set con un 2 su 4 in attacco con un errore, no, una morata presa, scusate, un 38% di palle perfette in ricezione, 50 di positivo delle 8 ricezioni sulle 21 di squadra, 2 errori in battuta su 2 battute effettuate. Vediamo parecchie novità anche nelle file di Trento. A riposo tutto praticamente il sestetto titolare. In cabina di regia è in pronto a battere Davide Riti, secondo palleggiatore col numero 5. In diagonale sto cercando di leggere il numero, ma molta fatica, chiedo scusa. Col numero 2 Nanfitò Gabriele, tanto buono intervento di gol in difesa, palla alta per Squarzoni che cerca le mani del muro, non le trova. Al centro Luca Pedron col numero 6. E Lai e sempre Cristofaletti in posto 4. Intanto il pallonetto di Amua
non è tenuto dal muro di Luca Pedron, perciò siamo 1 pari in questo quarto set che, dicevamo, potrebbe servire a Mantova per cercare eventuali, per avere ancora possibilità come miglior seconda. Intanto c'è invasione da parte di Amoua in questo tentativo di muro contro Pedron. Jacopo Lai, battuta in salto, flotte, facile preda di Mantova che reagisce con un primo tempo di Amoua. Dicevamo di Lai in battuta. Ragazzo sardo, arrivato alla corte trentina. Squarzoni. Buona difesa di Pedroni, alza palla per Bigarelli che cerca un probabile lungolinea, palla difficilissima con la palla che era alzata che arriva dai 5 metri. Palla è out, 3-2 per Trento. Con Luca Pedrone al servizio. L'altro centrale è quello che avevamo visto prima, Davide De Carli, col numero 16 che è entrato adesso in campo, che riesce a tenere in qualche modo il muro di cosa, poi però commette invasione a rete, era avvisata dal secondo arbitro, perciò l'azione si interrompe e si va al servizio con Flavio Amoua. Salto flotte, ricezione e riattacco in primo tempo di cosa? Pensavo che ci fosse Cristofaletti, la barba mi ha tratto in inganno, invece è il numero 8 Mattia Deladio in campo in diagonale con Lai. Ciò sestetto completamente rivoluzionato, giustamente da riposo, vista la qualificazione acquisita, da riposo ai titolari, visto gli infortuni che hanno colpito purtroppo la squadra trentina. Ricordiamo che oltre ai già citati Alessandro Paoli e Clemens Folì, anche Simone Bridi e Fabio Scurtai sono stati appiedati da vari problemi fisici. Tanto Muaia in difesa permette di rigiocare, poi c'è un blocco nel gioco mantovano che permette alla squadra di Trento di accorciare 5-4. Bene, Gola in ricezione, palla per Squarzoni, la palla è in per il 6-4, buona questa pipe. Gol ancora usato, centellinato nelle azioni d'attacco in prima linea, visto il recente infortunio alla caviglia, corso non più tardi di 3 partite or sono. Nell'andata contro Crema. Figarelli, bene intanto il libero di ricezione, ormai stabilmente in campo, e poi Bigarelli della seconda linea, questa volta mezza diagonale che paga con un 7-4. Dicevamo di Pedrolli, 3 ricezioni nel set precedente, 67% di perfette, 100% di positive. Tei 5 ricezioni, 2 errori e 20% di positive. La palla tocca al nastro, ma poi è preda di coso? Scusate, di
di Pedrolli. E poi è il Muro che si oppone all'attacco in zona 4 da parte del numero 8 Dell'Adio. Corta, interviene là in ricezione, palla alta per Dell'Adio che gioca sul muro, però Bigarelli riesce a tenere via il pallone, Mann la butta nel campo avversario, Pedroni in due occasioni riesce a tenere a muro e poi palla per Gola che con un pallonetto elude la difesa di Dell'Adio e di Pedrolli. Allora i time out per Coach Tait sul punteggio di 9-4. Luca Bigarelli a servizio. Forte, ma contro la panchina avversaria, decisamente sballata la battuta di Bigarelli. Addio in salto floor, Squarzoni ricezione in palleggio, primo tempo per Mann, buona la difesa di Pedrolli, attacco di Bigarelli, palla molto avanti e poi è fischiato una fallo di doppia, la palla girava troppo per i gusti dell'arbitro, l'alzata di Pedrolli. Ricordiamo che l'introduzione dei palloni colorati con varie righe è stata introdotta ancora tanti anni fa proprio per agevolare il compito degli arbitri nel valutare eventuali doppie. Intanto la palla di Gola finisce sul nastro, proprio per valutare i giri del pallone. Si è cominciato tantissimi anni fa col beach volley, proprio perché non c'erano arbitri professionisti, perciò per valutare una doppia venivano valutati eventuali giri della stessa riga, e poi si è estesa anche all'indoor. Perciò, come in questo caso, l'arbitro ha visto la palla, come si suol dire, frullare un po' troppo e ha sanzionato il fallo di doppia. Mann al servizio sull'11-6 in questo quarto set. Ricordiamo il punteggio 2-1 per KCS Rent Cercasi Trento. Mann è fuori il laterale. La battuta di Mann. Allora Gola, ricezione sui 4 metri, palla alta per Squarzoni, pallonetto, interviene col numero 5 Iriti, buona difesa del libero di Mantova ed è buona anche la ricostruzione di Iriti sul suo centrale col numero 6 Luca Pedron, che riesce a aver ragione del muro di Amua, palla che scorre, tocca le mani del muro e finisce in zona 2. Davide Iriti, salto float su Gola, palla alta per Squarzoni, il muro out di Squarzoni, riesce a aver ragione di Nanfitò. Nanfitò che ce lo ricordiamo nella partita di andata vinta da Gabbiano 3-0, presente in campo, un'ottima prestazione, un 9 su 21 in attacco con un solo errore, 13 battute e un ace. Poi
Intanto è ancora sanzionato fallo di doppia anche in questo caso, la palla frullava un po' troppo, ormai l'arbitro ha adottato questo metro. Siamo di Nanfitò, 10 punti all'attivo nonostante la sconfitta, era stato uno dei migliori dei suoi, mancava allora Cristofaletti. Infatti tutti pensavano che doveva essere molto forte Cristofaletti per rubare il posto a Nanfitò, così è stato. Cristofaletti si è dimostrato un ottimo giocatore, diciamo quasi da categoria superiore, visto che era in A3, lo ricordiamo, fino allo scorso anno, e sono in totale 5 comunque le stagioni disputate tra A2 e A3. Questo atleta col numero 1 che adesso è in panchina, classe 96. Squarzoni, classe diciamo invece 98. La battuta è fermata dal nastro, tenuta però da la ricezione e la ricostruzione. Squarzoni non si avvede della palla sopra la sua testa, è attaccato in pipe, è stato murato, Gola di spalla era riuscito a tenere vivo il pallone, la palla si è impennata proprio sopra Squarzoni che non è riuscito a intervenire, era ancora per terra, non è riuscito a coordinarsi per colpire il pallone in maniera positiva e tenerlo in gioco. Si rifà subito con una buona ricezione, non capitalizzata però dal duo Pedroni-Amouà. Un'attesa al centro non è funzionata, l'intesa appunto tra centrale e palleggiatore. Trento si rifà sotto, 11-14, ricezione di Catellani in palleggio, primo attacco di Squarzoni in pipe, questa volta c'è l'infrazione a rete segnalata a De Carli. C'è Mantova Amouà, ricezione in palleggio di Lai, attacco dietro di Nanfitò, murato questa volta dal duo Man e Gola, pensiamo più da Gola che era ben posizionato su lungolinea, sì. Direi muro di Edoardo Gola. E allora 16-11 Gabbiano Mantova con Amouà al servizio. È lungo il servizio di Amouà, ma all'ultimo minuto cade, ha ingannato prima me e anche Lai. Fortuna per Mantova, soprattutto Lai, che lascia il pallone che cade entro la linea rosa. Ancora Amouà, stavolta il pallone non passa la rete e allora 12-17. Nanfitò al servizio. Gola in ricezione in palleggio, palla dietro per Bigarelli, pallone che è smorzato dalla rete e poi ricostruito da Trento che va in banda con Dalladio che porta a casa il punto numero 13, 13-17. Nanfitò. Squarzoni questa volta ricezione in palleggio, Man in primo tempo tenuto, Man ancora si autocopre il suo tentativo di muro, palla che rimane vagante sulla rete, poi l'arbitro segna i 4 tocchi, segna che non sia passato l'attacco di De Carli, non è di questo avviso il giocatore, dobbiamo essere sinceri, poco anche noi, comunque l'arbitro è senz'altro meglio posizionato. 18-13 Gabbiano con Luca Bigarelli al servizio. Piazza il pallone, interviene Lai, Dalladio in attacco, tiene Catellani in difesa, poi Gola che gioca sulle mani del muro, le trova
Palla che finisce lontano dalle possibilità della difesa trentina per il 19-13. Luca Bigarelli, salto appoggiato su Pedrolli, Dalladio lungolinea, facile il punto con solo Pedroni a muro. Tanto un cambio di pallone visto che era uscito oltre i tabelloni. E col numero 8 è Mattia Dalladio. A vedere di accorciare le distanze, 14 Bolgara, 19, adesso 20 Gabbiano Mantova. Con Edoardo Gola. Ottimo la sua battuta, come anche la risposta a muro di prima ricezione di Pedrolli e poi la distribuzione e l'attacco in palla alta di Lai, che danno il 15-20. De Carli al servizio. Bigarelli dalla seconda linea, forte sulle mani del muro, niente da fare per Lai e Pedron. Intanto è il turno di Mann, ingresso in campo di Amoa in prima linea al posto del libero. Andrei Mann su Dalladio, finta di primo tempo, piazzata di Lai, attento Squarzoni e poi fine fischiato, fallo di seconda linea all'attacco di Edoardo Gola, ha pestato la riga dei 3 metri. Sì. (21-16) Iriti al servizio. Gol in ricezione, primo tempo di Amoa che riesce a trovare l'angolo di zona 5 nonostante il muro di Pedron. Sul 22-16 è invece il Pedroni Matteo Mantovano al servizio. Corto verso zona 2, ancora un fallo di doppia, non era posizionato bene sotto il pallone, direi eccessiva la rigidità adesso del metro di giudizio da parte del primo arbitro. 23-16. Allora prova un tocco ravvicinato e poi Amoa che trova l'angolo di zona 1 per portare a casa il set ball Mantova. 24-16. Ancora Matteo Pedroni al servizio. Vediamo se cercherà ancora la battuta corta o la battuta lunga. Questa volta è lunga su Dalladio, buona ricezione, palla dietro per Lai, tenuto a muro. Bigarelli interviene ma non in maniera precisa, allora può solo che buttare la palla in palleggio Squarzoni, però è disattenta la difesa trentina, il pallone cade e finisce qua il quarto set col punteggio di 25-16. Adesso attenderemo il sorteggio e ci sentiamo fra pochi minuti. Fatto male?
Prova Pharmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Pharmamed. Ed eccoci per commentare il tie break che assegnerà la vittoria di questo incontro, alla quale Trento ha poco da chiedere, nel senso che essendosi già aggiudicata il secondo e terzo parziale ha centrato il discorso qualificazione, portando a casa un punto che, sommato ai 3 del turno precedente, la mettono appunto sicuro del passaggio del turno. Mantova, che con un eventuale 3-2 a suo favore potrebbe coltivare qualche piccola speranza di essere ripescata come migliore tra le seconde, anche se lo riteniamo abbastanza difficile, in quanto basterebbe che una delle squadre che hanno vinto col punteggio di 3-0, di 3 punti la prima partita, perdano, ma appunto avendo portato a casa 3 punti, parliamo di la squadra di Savigliano di Cuneo, che ha vinto 3-1 su Cire Torino, del Garlasco, che ha vinto 3-0 su Varese. Cioè, se si dovessero ripetere la vittoria anche di queste squadre, bene, ma se dovesse vincere la squadra di casa, visto che adesso si va a discorsi invertiti, la stessa Belluno contro Monselice ha vinto da 3, l'unica è Canottiere che ha vinto da 2 su Bologna, che nel caso di 0 punti nel turno di ritorno avrebbe comunque 2 punti che la metterebbero quasi alla pari con Mantova. Ricordiamo che appunto le partite di ritorno si giocavano a casa della migliore classificata nel girone principale. Intanto questa azione molto confusa e molto pasticciata da parte di Mantova se la giudica Trento, con Pedroni che prima ha cercato la soluzione di seconda intenzione senza successo, e poi ci siamo complicati la vita giocando in maniera confusa, senza aperture possibili. I riti al servizio. Catellani in ricezione, palla troppo a filo per Squarzoni, allora è Amua che ci mette una mano, e poi bravo Bigarelli, ottima la coordinazione su un'alzata in gola in bagger, palla che fa 9 metri, attraversa tutto il campo, Bigarelli trova la coordinazione giusta e piazza il pallone nel campo avversario. Bigarelli un 3 su 6 con un errore nel set precedente, un 2 su 4 senza errore nel terzo set, quello decisivo, un 3 su 9 con un errore e una murata nel secondo set, e un 2 su 7 con 2 errori e una murata nel primo. Intanto è gola ad alzare per Bigarelli, palla che tocca il muro, e poi la difesa di Deladio si spegne sul soffitto del palazzetto di Cerese, e sul 2-1 per il Gabbiano Mantova è ancora il suo regista Matteo Pedroni
battuta salto flot, attacco dietro di Lai da zona 2, palleggio per Bigarelli, la palla finisce out attraverso tutto il campo. Con molta tranquillità i giocatori mantovani la lasciano scorrere. Dalla mia visuale avevo ancora un po' di ansia, ma poi la palla invece è finita fuori dal rettangolo dal quadrato di gioco. Nantito può solo buttare in bagger la palla nel campo avversario. Buona la ricostruzione con Amoua. C'è di Nantito che ha buttato la palla in bagger dopo una ricezione dell'addio di una palla che ci sembrava destinata a out, sinceramente, ma ripeto, la nostra posizione è un po' decentrata, perciò non è che abbiamo una possibilità. Anche questa volta la ricezione dall'addio è approssimativa, però rimedia De Carli con una buona alzata, nonostante il metro severo si è fidato da palleggiare la palla. De Carli e Lai ne ha approfittato. Un gol in ricezione, vediamo primo tempo per Amoua, ma il muro di De Carli è presente e Trento Corsa 3-4. Lai a servizio, battuta in salto flot, tesa, gol a ricezione sui 4 metri, palla alta per Bigarelli, cerca le mani del muro, non le trova. 4 pari. Manto che comincia, come sua caratteristica in queste ultime partite, a sbagliare un pelino troppo, a giocare insicura su determinati colpi. Gola, questa volta attacco dello stesso Gola da zona 6 e l'arbitro va contro la fisica. La palla è impossibile che vada dall'altra parte se non c'è un tocco fisico da parte di qualcosa. Non è di questo avviso l'arbitro, che vede solo il tocco del nastro e non delle braccia del centrale trentino. Pazienza. Palla dietro per Squazzoni che si pensa 2 volte a mettere il pallone a terra per il 5 pari. Squarzoni botta sul libero che risponde presente, intanto riesce il palleggiatore mantovano a tenere vivo un pallone impossibile, poi Nanfitò a chiudere il discorso. Mura 0 e palla. Gola si era centrato per un'eventuale giocata dal centro, Nanfitò arriva da zona 2. Vediamo la richiesta di formazione da parte del capitano, in questo momento è Pedroni, capitano in campo. Dovremmo essere in P6. Così è, palleggiatore che penetra la zona 6. Con De Carli, numero 16, al servizio. Bene Catellani, primo tempo per Amoua, tenuto. Bigarelli appoggia, ricostruzione palla spinta su Gola. Di ginocchio la difesa di De Carli che oppone tutto se stesso, ed è tanto, ricordiamo un 2,1 metri. Non si scompone, ma la palla finisce out. 6 pari in questo tie break conclusivo. Amoua. Ci arriva Bigarelli, mano di pugno, riesce a inviare il pallone in campo avversario, ricostruzione
Poi ancora Mann che invia il pallone in campo avversario, vediamo ancora la ricostruzione, questa volta è Sulai. Vediamo se abbiamo il replay. Sì, vediamo se... No, infatti il replay conferma che non aveva fatto una pestata dalla seconda linea, ha avuto un attimo di dubbio. Ma, come ripeto, gli arbitri meglio posizionati hanno valutato la correttezza dell'attacco da parte del laterale trentino. Nanfitò buona la sua battuta, risponde bene Catellani, come anche Vigarelli che riporta la squadra in parità sul 7 pari. Vediamo Peslak pronto a entrare in campo per alzare il muro al posto di Pedroni. Si posizionerà in zona 2, nel ruolo dove ha cominciato a giocare quest'anno da opposto, visto le precarie condizioni di Bigarelli all'inizio della stagione, che aveva riportato in fase di preparazione un problema alla caviglia. E allora Bigarelli che regala il punto dell'8-7 e adesso ci sarà da attendere il cambio di campo per concludere il doppio cambio. Era già pronto Sasdelli a entrare per Bigarelli per completare il doppio cambio e continuare a giocare con l'attacco 3 queste fasi centrali del tie break. Ricordiamo intanto i parziali: 25-23 per Gabbiano Manto il primo set, 25-19 e 25-21 il secondo e terzo parziale a favore di Trento, 25-16 per Gabbiano Mantova il quarto set. Punteggio che ha già consegnato il passaggio del turno al KS Rent Cercasi Trento, ma che potrebbe, in caso di vittoria da parte di Mantova, anche dare qualche tenue speranza di passare il turno come migliore delle 5 seconde di questa tornata di spareggi. Ricordiamo infatti che saranno i punti, tra virgolette, conquistati in questa fase, in questa terza fase, a determinare il passaggio del turno. Ricordiamo che si danno 3 punti per la vittoria, 3-0, 3-1, 2 punti per la vittoria, 3-2, 1 punto per la sconfitta, 3-1. L'arbitro non giudica passato l'attacco di Mann in primo tempo e allora Trento porta a 2 le lunghezze di vantaggio. Dell'addio al servizio, gol in ricezione, palla in banda per Peslak, costruisce Lai, ci prova e alla fine è Squarzoni a trovare la via del punto con un attacco da seconda linea della zona centrale del campo. Gabbiano -1, 8-9. Poca voglia, vediamo, poco agonismo, soprattutto di Gabbiano Mantova, che è l'unica che avrebbe qualcosa da poter cercare di vincere in questa sfida contro, diciamo, ricordiamo tutte le seconde linee che a partire dal quarto set sono in campo per Trento, che comunque stanno ben comportandosi. Nanfitò che trova l'angolino di zona 5 per il 10-8. Ben smarcato dai Riti, Gabbiano che aveva scelto di marcare a 1 il primo tempo ed andare a 2 sull'attacco in zona 4, visto l'attacco solo i 2 attaccanti in prima linea. Palla dietro per Peslak, Murato. Dopo un ottimo primo set Peslak si è spento, non c'è più stata, dopo un brillante, dicevamo, 6 su 10 con una murata presa e una fatta nel primo set, perciò un 50% efficienza, è passato a 0 nel secondo, 2 su 4 con un errore e una murata.
2 su 4 con un errore, una murata anche nel terzo. Il quarto non è entrato in campo, è entrato in campo adesso, ma il suo rendimento si è via via scemato. Stessa cosa quasi neanche nella partita di andata, dove era partito molto bene e poi alla fine 8 su 23 con 5 errori e 3 murate prese hanno ridotto a zero l'efficienza del laterale veronese, che quest'anno è stato bravissimo perché, vi ripeto, ha cominciato la stagione da posto, ha finito da posto 4, sempre presente, sempre disponibile. Però insomma la stagione è stata lunga. Intanto un'altra murata, stavolta gol arriva in copertura, Squarzoni anche lui murato. Stanno diventando insuperabili le braccia trentine per gli attaccanti mantovani. (12-8). Squarzoni in ricezione in palleggio, poi va a attaccare il pallone, questa volta molto bene. 9-12. Mano al servizio, ma ripetiamo, vediamo poca voglia, sguardi abbastanza rassegnati. E l'attacco in primo tempo di De Carli porta a 13, a solo 2 i punti per Trento. Qua si chiudono tutte le eventuali possibilità per Gabbiano Mantova di proseguire. Gol in ricezione, palla alta per Squarzoni che è l'ultimo ad arrendersi. Gol a una mano, ancora Squarzoni ma tenuto dal muro. Iriti, palla alta per Lai che mette a terra il pallone del match ball. Gola sulla battuta di Iriti, Squarzoni ultimo ad arrendersi, 10-4. Si chiude il doppio cambio, rientra in prima linea Bigarelli e in seconda linea il giallo per gli amici, Matteo Pedroni all'anagrafe. Tiene la difesa e il contrattacco di Squarzoni, murato. 15-10, finisce qua l'avventura del Gabbiano quest'anno in questa travagliata stagione 2020-2021. Arriva fino al terzo turno dei playoff, manca il colpo per passare alla fase finale. Un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno seguito quest'anno, con la speranza l'anno prossimo di vedervi sugli spalti qui del Palasport di Cereso, dove potrà giocare il Gabbiano Mantova. Applausi intanto al KS Rent Cercasi Trento Bolghera per questo avanzamento e i migliori auguri di approdare alla Serie A3. Un saluto da Stefano Melli, al prossimo anno. Fatto male? Prova Pharmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Pharmamed.
Normali? Folti? Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino. Dal 1976 abbiamo un solo obiettivo: arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, Supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte, Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 800 63 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale, con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetalliche.com.